È in condizioni disperate il quindicenne travolto da un'anziana di Roncade in auto mentre attraversava il terraglio sulle strisce pedonali a Preganziol. Il racconto drammatico dei soccorritori, la madre sotto shock. La statale resta teatro di continui drammi a Preganziolo sotto accusa l'illuminazione dell'attraversamento pedonale, ma serve attenzione alla guida, dice la gente. Un anno fa massacrò la madre a coltellate a Paredi Conegliano Ippolito Zande Giacomo, sente ancora le voci, oggi udienza tecnica in tribunale, la sua posizione sarà rivalutata fra 6 mesi. Stroncato da un malore in un cantiere di Vittorio Veneto, tragedia questa mattina, a perdere la vita il 58enne artigiano di Asolo Gelindo D'Ametto, morto davanti ai colleghi. Continuano ad aumentare i ricoveri Covid nella Marca, domani il primo Vax Day straordinario alla Madonnina, Treviso si replica domenica 17. Donna non vedente costretta a stare fuori dal cinema ed era di Treviso perché con sé aveva il cane guida proprio nella giornata contro le disabilità. Umiliata e discriminata, dice lei, le scuse della direttrice. Il caso Valdegamberi con le conseguenze all'interno del centrodestra. Il diretto interessato rivendica la sua libertà di coscienza, ma il leghista Villanova ormai lo vede fuori. Turismo nell'area del Monte Grappa, nasce da 4 comuni l'iniziativa di una piattaforma online dedicata al cicloturismo e a tutti gli sport outdoor. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali la cronaca. Ritorniamo allo spaventoso incidente di ieri pomeriggio a Preganziol, con quei 2 fratellini travolti sulle strisce pedonali dall'auto condotta da una 72enne di Roncade. Ebbene, il fratello maggiore di appena 15 anni è in condizioni davvero disperate. Poi c'è il racconto dei soccorritori. Ho sentito un grande botto e sono corso subito fuori perché immaginavo, e come sono uscito ho visto i 2 bambini che erano su per l'auto e sotto l'auto il piccolino, quello più grande un po' più indietro. C'era un ragazzo che era nel panico, diciamo, quello un po' più giovane, che dopo abbiamo saputo che ha 7 anni, che era nel panico, aveva preso politraumi, insomma aveva senz'altro qualcosa che non andava, però era vigile al risveglio, mentre l'altro ragazzo era riverso al suolo con il viso proprio contro l'asfalto. E lì abbiamo cercato, ovviamente non facendo manovre drastiche perché sempre per paura di traumi ovviamente alle vertebre, di spostarlo leggermente perché potesse respirare, perché aveva sangue in bocca. Sandro Taverna, titolare di uno studio dentistico, è tra i primi ad accorrere accanto ad altri colleghi del vicino centro di medicina. A terra sulla strada del Terraglio, a pochi passi dal centro di Preganziol, ci sono 2 giovanissimi, 2 fratelli di 7 e 15 anni. Si tenevano per mano sulle strisce pedonali, al guinzaglio il loro cane, quando una Peugeot bianca guidata da una 72enne di Roncade li ha investiti, sbalzandoli di alcuni metri. Sono circa le 17:30. Taverna guadagna attimi preziosi in attesa del SUEM che arriva di lì a pochi minuti. Una volta liberata la bocca, diciamo, dal sangue, ho cominciato a respirare in maniera affannosa, però il polso era buono, non abbiamo usato il defibrillatore che abbiamo qui, per cui non ci sarebbe stato problema. Però il polso era buono, anche se frequente, lui non era assolutamente cosciente. Mentre il cagnolino dei 2 ragazzini viene tratto in salvo, dalla loro casa di via Fratelli Cervi, poco distante, arriva anche la madre. La mamma è arrivata 5 minuti dopo che l'hanno chiamata e ovviamente sotto shock ha preso in braccio il bambino, quello più piccolo, che si è alzato, si è mosso. Però dopo li hanno presi entrambi e li hanno portati via, ovviamente. Non li ho visti, ha detto l'automobilista agli agenti della polizia locale. La sua posizione è chiaramente delicata, ma a destare preoccupazione, ora come ora, sono le condizioni del quindicenne, ricoverato in prognosi riservata al Cafoncello, mentre il fratello minore è fuori pericolo. Ho avuto notizie perché lavorato all'ULS per parecchio tempo, sono stato nelle USCA e conosco molta gente, ho chiesto e mi hanno detto che il ragazzo è in condizioni veramente serie. Ecco, io mi auguro, guardate, che il ragazzo si riprenda, perché è stato uno shock veramente, perché vedere una cosa così a un ragazzo di 15 anni è terribile.
Il quindicenne resta in prognosi riservata in terapia intensiva, è stato sottoposto a un intervento di tipo neurochirurgico. Questo è quello che vi posso dire. A sperare per le sorti di questo ragazzo è tutta Preganziola, dove si guarda al terraglio e alle luci pubbliche, soprattutto nella zona dell'incidente. La cosa a cui pensiamo in questo momento, la prima, è che davvero il ragazzo si riprenda il prima possibile. Sappiamo che le condizioni non sono buone e davvero confidiamo che si riprenda il prima possibile. Lo speriamo tutti, certo. I ragazzi hanno l'età dei miei nipoti, quindi sicuramente soffre non solo la famiglia ma la comunità. Sono ore di angoscia, speranza, anche preghiera a Preganziola dopo l'ennesimo incidente sul terraglio, da sempre una delle arterie più nere della viabilità trevigiana, tra comportamenti scorretti e scarsa visibilità. Nel caso dei fratellini investiti sulle strisce, sotto accusa finisce l'illuminazione del passaggio pedonale nell'intersezione con le vie Alighieri e Montegrappa, a segnalarlo anche l'opposizione in Consiglio Comunale. C'è un fatto che da molto tempo i cittadini di questa zona e anche di altre zone di attraversamenti pedonali sul terraglio reclamano più attenzione all'illuminazione, alla manutenzione, perché risultano essere spesso spenti, non illuminati. C'è poca illuminazione e siccome non è la prima volta che succedono queste cose, penso che non bisogna arrivare all'estremo, quindi potrebbero pensarci un po' meglio. L'illuminazione pubblica era tutta accesa e funzionava, i segnali ci sono e sono luminosi e ben visti. Il pastorale che non funzionava ieri sera era quello, ma che è un suppletivo, quello del lato ovest. I ragazzi attraversavano dal lato est e quindi non c'era impatto visivo né di macchine e la situazione era illuminata non solo dalla pubblica ma anche dal pastorale stesso. Di certo il terraglio ha primati tragici, investire ancora di più in sicurezza e anche educazione, l'unica via. L'aglio è abbastanza illuminato, però è una strada molto trafficata, per cui non so, a volte succedono questi incidenti tremendi. Non è il primo caso che succede, quindi secondo me sarebbe da mettere il semaforo pedonale, perché dato che c'è anche la fermata del pullman e i signori scendono e attraversano di là. È una strada che corrono tutti, avendo al lavoro, chi torna a casa, è così. È probabile manca illuminazione, ma certamente manca la buona educazione stradale ed è un problema. Ed è un problema perché in effetti le strisce pedonali sono un'opportunità di buon passaggio per i pedoni, ma dovrebbero stare attenti i pedoni e assolutamente chi ha l'auto. Poco più di un anno fa massacrò la madre a coltellate a Parè di Conegliano. Ippolito Zandegiacomo sente ancora le voci. Oggi c'è stata un'udienza tecnica in tribunale, la sua posizione processuale sarà rivalutata fra 6 mesi. Non è ancora in grado di stare a processo Ippolito Zandegiacomo, il 57enne che nell'ottobre del 2022 in un appartamento a Parè di Conegliano uccise brutalmente la madre Maria Luisa Bazzo, 87 anni. L'anziana venne accoltellata senza alcuna pietà, una ventina i fendenti, di fatto sgozzata dal figlio che nella mattanza massacrò anche il gatto di casa. Venite, l'ho uccisa, le parole pronunciate al 112 dall'uomo, risultato fin dall'inizio semi-incapace di intendere e di volere. Ancora oggi, dopo quasi un anno di cure alla REMS di Nogara a Verona, struttura specializzata nel trattamento di criminali con disturbi psichici, Zandegiacomo sente delle voci e sarebbero state proprio quelle voci a ordinargli di uccidere l'anziana, anche se sembra acclarato come l'obiettivo dei suoi pensieri, la sua ossessione, fosse una donna, un'ex collega di lavoro. Lei è innamorata di te, ti vuole sposare, le frasi che c'erano solo nella sua testa. Devo andare a Padova a pregare al santo, avrebbe detto il 57enne a un conoscente nei giorni precedenti il delitto. Spero lei possa restare incinta. Delirio florido di carattere erotomane, una delle diagnosi, ma l'orrore in quell'appartamento di Parè resta intatto. Anche per questo la sua posizione processuale, dopo l'udienza delle scorse ore in tribunale a Treviso, sarà rivalutata fra 6 mesi. A Vittorio Veneto questa mattina tragedia in un cantiere edile dove è morto un 58enne davanti ai colleghi.
Si è accasciato davanti agli occhi dei colleghi. È morto per un arresto cardiaco Gelindo D'Ametto, 58 anni, di Asolo. L'uomo, artigiano, stava lavorando in un cantiere edile in via Caduti del Lavoro nella zona industriale di San Giacomo a Vittorio Veneto, quando all'improvviso è crollato a terra perdendo subito conoscenza. Immediatamente è stato lanciato l'allarme, vani tentativi per rianimare l'uomo. Portato d'urgenza in ospedale a Conegliano in condizioni critiche, ha perso la vita poco dopo l'arrivo a Santa Maria de Battuti. Il 58enne, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando dei lavori di copertura scavi quando sarebbe stato colpito dal malore. Sul posto sono arrivati in poco tempo i sanitari del suo M118 che hanno tentato disperatamente di strapparlo alla morte, ma il suo cuore ha cessato di battere poco dopo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale Spisa dell'US 2 Marca Trevigiana, che hanno comunque effettuato un sopralluogo nell'azienda. 6 truffe scoperte in poco tempo dai carabinieri, nonostante gli appelli lanciati dai militari dell'Arma, ancora molte le vittime che finiscono nelle trappole online. A Riese Piodecimo i carabinieri hanno deferito un 38enne di origini nigeriane che, dopo aver artefatto le mail di una ditta di ceramiche del Trevigiano, era riuscito a farsi accreditare sul proprio conto corrente quasi 15.000 euro versati da una ditta della provincia di Latina a pagamento di una fattura per l'acquisto di piastrelle. E poi da Roncade a Maserada, cittadini che hanno messo in vendita delle apparecchiature ma anziché ricevere denaro attraverso dei raggiri hanno elargito loro stessi il denaro richiesto. Ad Asolo invece è stato deferito un 18enne del Salernitano che aveva circuito una 68enne del luogo facendosi ricaricare la somma di 990 euro. Il giovane aveva inviato messaggi SMS tramite i quali aveva finto di essere la figlia della vittima che l'avvisava di un cambio di utenza telefonica. E ancora un 48enne del Napoletano che, dopo essersi qualificato operatore finanziario, induceva in errore una 42enne trevigiana e attraverso una fantomatica operazione di ripristino della carta di credito le ha sottratto la somma complessiva di 4.700 euro. Insomma, un vero e proprio stillicidio. E ha inscenato la compravendita di un appartamento ma è fuggita con i soldi un'agente immobiliare che è stata denunciata, come ci racconta Daniela Sizia. 85.000 euro la somma che un imprenditore trevigiano ha consegnato ad un agente immobiliare per la compravendita di un appartamento. La donna ha poi fissato l'appuntamento con un notaio per formalizzare l'acquisto. Peccato che all'incontro lei non si sia proprio presentata, sparita assieme ai soldi. Alla vittima della truffa, un parrucchiere 60enne di paese, non è rimasto che presentare denuncia. Sono state le fiamme giallo del comando provinciale di Treviso che hanno accertato quanto accaduto. La donna è stata denunciata per truffa aggravata. Tutto è nato quando l'imprenditore si è rivolto alla sua agente immobiliare di fiducia, oltre 20 anni di conoscenza, per realizzare un investimento sicuro e senza rischi attraverso l'acquisto di un appartamento da dare successivamente in locazione in modo da ottenere una rendita stabile nel tempo. Il denunciante, una volta individuato e visionato l'appartamento, ha consegnato in più tranche le somme di denaro all'indagata, che ha preso contatti con uno studio notarile trevigiano, fissando l'appuntamento per la stipula dell'atto. Il giorno stabilito, giunto presso lo studio del notaio, il parrucchiere di paese si è però reso conto con stupore dell'assenza non solo dell'agente immobiliare, ma anche della presunta parte venditrice, che era in realtà totalmente ignara del tentativo di cedere il suo appartamento a terzi. Grazie alla testimonianza e alle indagini bancarie svolte dai finanzieri è emerso che il denaro accreditato dalla vittima sui conti correnti dell'indagata non era stato custodito in vista della stipula dell'atto notarile, ma speso per finalità personali. I temi della sanità, domani scatta il primo Vax Day, i dettagli nel servizio di Sharon Di Carlo. Chi arriva e c'è, lo facciamo, a costo di rimanere un po' di più, ma lo facciamo. Chi si presenterà quindi al Vaccination Day sarà vaccinato. Tutto pronto per la prima delle 2 sedute straordinarie dell'US 2 Marca Trevigiana. Venerdì 8 e domenica 17 dicembre un calendario vaccinale extra, deciso dopo l'ondata di richieste arrivata nei centri ULS, sedute ordinarie infrasettimanali impossibili da prenotare a causa delle agende piene per tutto il mese di dicembre. Dalle 8 fino a sera 19:30 la gente può fluire. Accettiamo anche gente che non è prenotata, il cosiddetto overbooking, faremo anche questi. Appuntamento a Treviso dalle 8:30 alle 19:30 negli ambulatori vaccinali La Madonnina in via Castellana.
È chiaro che chi è prenotato ha la precedenza, perché se io sono prenotato per le 8 devo entrare alle 8. Quelli che arrivano dopo non prenotati dovranno attendere un po', dovranno avere la pazienza di attendere che vengano prima espletate le vaccinazioni per coloro che prenotano. Precedenza quindi ai 900 cittadini già prenotati, ancora posti liberi invece 3.600 a disposizione per il secondo Vax Day in programma domenica 17 dicembre, dove sarà possibile ricevere il vaccino non solo alla Madonnina di Treviso, ma anche ad Asolo, al centro vaccinale di Via Malombra e a Conegliano, nel distretto sociosanitario di Via Galvani. Domenica 17 rifacciamo chiaramente la Vaccination Day e i posti saranno molto di più, ci si può già prenotare da post domani, diciamo da sabato, anche lì sarà libero accesso. Chi vuole potrà sia prenotarsi sia venire direttamente e sarà fatta la vaccinazione. Obiettivo: coprire la maggior parte dei 2.600 trevigiani considerati fragili, soprattutto in vista della nuova ondata di Covid, tornata a bussare alle porte di questo inverno, ma anche all'ospedale Cafoncello. Intanto ho cercato di isolare ovviamente i pazienti in istanza, i pazienti Covid positivi. Abbiamo utilizzato le malattie infettive per mettere i pazienti più complicati e Covid positivi complicati, e le terapie intensive anche qua abbiamo dedicato dei posti, perché eravamo con l'esperienza della prima ovviamente e seconda ondata preparati. Però è chiaro che se aumentano questo va a portare via spazi per coloro che hanno patologie veramente serie e acute. Sempre con Sharon Di Carlo vi raccontiamo un vero e proprio caso esploso al Cinema Edera di Treviso, dove il gestore ha bloccato l'accesso al cane guida di Luana, una donna coneglianese non vedente. Immediata la chiamata ai carabinieri, ma Luana al cinema non è comunque potuta entrare. Immediate le scuse della direttrice dell'Edera, Giuliana Fantoni, ma l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti di Treviso non ci sta. Luana ha chiamato i carabinieri, che l'hanno invitata ad andare a sporgere denuncia, ma questo non ha risolto il problema. Luana dal cinema è rimasta fuori e non c'è stato modo di farla entrare. E questo è l'epilogo di quella che sarebbe dovuta essere una normale serata al cinema per Luana, persona non vedente, che proprio in occasione della giornata internazionale per i diritti delle persone disabili domenica scorsa ha visto chiudersi le porte del Cinema Edera per lei e il suo cane guida Tyson. Quando è arrivata alla biglietteria non c'è stato modo di far capire al gestore o comunque chi era in quel momento al botteghino che Tyson aveva ogni diritto di entrare come accompagnatore di Luana. Il signore ha detto che tutto sommato Luana non era obbligata ad andare al cinema, poteva anche fare altro. Immediate le scuse arrivate per l'accaduto dalla direttrice del Cinema Edera, Giuliana Fantoni. Sono enormemente dispiaciuta per l'increscioso episodio accaduto in mia assenza. Il Cinema Edera ha una programmazione estremamente attenta all'inclusione, sensibile alla disabilità ed attrezzato per garantire l'accesso ai portatori di handicap. Chiedo scusa a nome mio, della mia famiglia e del Cinema Edera alla signora Luana, al suo compagno e all'Unione Ciechi. Faremo in modo che quanto accaduto non si ripeta mai più e vorrei invitarli a tornare al cinema in qualunque momento lo desiderino, ma le scuse sembrano non bastare. Il piacere non vale l'umiliazione che la persona ha subito. Ci sono due leggi che sono state violate. È stata violata quella sul libero accesso del cieco accompagnato da cane guida ed è stata violata quella sulla discriminazione ai danni delle persone con disabilità. Valuterà senz'altro la mia socia se e in quali modi procedere, ma siamo stanchi di ricevere scuse a fatti avvenuti. Questi fatti non possono e non devono avvenire. A 50 anni dalla promulgazione di una legge l'ignoranza non è più scusabile. Veniamo alla politica con il caso di Stefano Valdegamberi, forse uno dei politici più nominati e discussi degli ultimi giorni a seguito delle sue dichiarazioni sulla vicenda di Giulia Cecchettin. Valdegamberi che torna sulle sue affermazioni shock e che di fatto dice: non sono io a essere cambiato ma il centrodestra, un centrodestra che sembra però allontanarlo sempre di più con le parole di Alberto Villanova, presidente dell'intergruppo della Lega in Consiglio regionale.
Il massimo rispetto per chi ha avuto un lutto in famiglia, ma certamente come loro esprimono delle idee, io ho altrettanto diritto a esprimere le mie idee, altrimenti avrei sbagliato lavoro, potrei starmene a casa. Lei dice all'interno del centrodestra, all'interno della maggioranza. Ma guardi, francamente fino all'altro ieri queste che esprimo io erano le idee del centrodestra. Se il centrodestra ha cambiato idee, vuol dire che farò anch'io le mie riflessioni. Finito nella bufera mediatica e politica, Stefano Valdegamberi non ci sta a passare per un eretico del centrodestra. Lui, eletto nella lista Zaia e oggi nel gruppo misto. L'ultima dichiarazione il giorno dei funerali di Giulia in un'intervista rilasciata ad un'agenzia è quella parola telenovela usata per definire la vicenda. L'affermazione telenovela partiva da una domanda che esprimeva quel termine lì, dicendo ma non le sembra eccessivo questa esposizione mediatica, questa quasi telenovela? Ho detto guardi, io la trovo anch'io eccessiva. Valdegamberi finora ha sempre partecipato alle riunioni allargate del centrodestra regionale, ma oggi la sua presenza è quanto mai in bilico. Tranchant, il presidente dell'intergruppo leghista Villanova. Partecipava alle nostre riunioni, io credo che dopo gli attacchi che ha rivolto al presidente Zaia, a me e a chi sostiene insomma la linea che abbiamo tenuto noi, credo che sia lui il primo a non partecipare più alle nostre riunioni, quindi penso che la distanza mi sia talmente ampia che sia impossibile ricucire, anche perché vedo che queste prese di posizioni continuano ad arrivare, sono costanti e quindi penso che siano due strade molto, molto diverse le nostre. A me risulta che sia stato Zaia ad attaccare me più volte, io non ho mai replicato, ho rispetto di Zaia in quanto è il presidente e io sono fedele agli accordi presi, però c'è la dignità di una persona che a un certo punto ha altrettanto rispetto verso le mie idee. Ma il clima da tempo è teso non solo in realtà con Valdegamberi. Vedi la discussione della legge sul fine vita approdata in 5ª Commissione Sanità in queste ore, ma qui è lo stesso Villanova a dire che sono due cose differenti. Dopodiché questo provvedimento arriverà in aula e lì il nostro approccio come gruppo sarà quello di lasciare assoluta libertà di coscienza. E di situazione drammatica per il partito, ovvero la Lega. Parla l'assessore regionale Roberto Marcato di fronte agli ex leghisti già passati a Forza Italia e all'ipotesi di un passaggio tra gli azzurri di Giampaolo Bottacin sabato in prima fila a Vittorio Veneto per un convegno con Tosi e Tajani e di Federico Caner. Marcato era ospite del nostro direttore Luigi Bacciali a Focus TG. Sentiamo un passaggio della lunga intervista. Di fronte a un assessore Bottacin che, giusto per ricordarlo, è un campione internazionale di preferenze, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, che ha un curriculum che pochissimi altri hanno, non solo in Regione Veneto ma vorrei dire in Italia, una capacità anche di gestire il territorio straordinaria, che va poi legittimamente, nel senso che io sono andato a fare il relatore a un congresso del Partito Democratico, quindi si va dove ti invitano, è giusto che uno porti la propria esperienza, però io mi chiederei, perché non posso fare spallucce, perché oggi la Lega è in evidente difficoltà di consenso, perché lo dico io, lo dicono i dati, no? Allora, di fronte a questo io metterei in campo tutte le pedine migliori che ho e quindi di fronte anche all'ipotesi che uno come Bottacin, uno come Caner, ma anche uno come Boron, insomma persone che sono lì perché qualcuno li ha votati, non sono eletti, nominati come parlamentari o come chi ha ruoli di nomina. Questa è tutta gente che è stata votata, ma ha votata con grandissimo consenso. Se qualcuno immagina che i partiti come il nostro, popolari e popolani, possano esistere a prescindere dal consenso, questa convinzione è l'anticamera della morte. Di fronte a questi segnali che io trovo drammatici, perché poi anche dire, ma è andato via uno che è stato parlamentare, ho capito, ma perdi un patrimonio di conoscenze, di sensibilità, di capacità di stare nel territorio, cioè io non perderei nessuno, non so come dire, ma insomma, ripeto, non siamo al 40%. I sondaggi dicono altre cose, l'ultimo voto utile che è quello delle politiche racconta un'altra cosa. Abbiamo una sfida davanti che è quella delle europee, ma dovremmo essere dei pitbull in giro per il territorio? No, ma siamo qua, è una filosofia, per carità.
Dichiarazioni che ancora una volta solleveranno un polverone, di questo siamo insomma certi. Parliamo di turismo, andiamo nella fascia pedemontana, nell'area del Monte Grappa, dove oggi è stata presentata un'importante progettualità. 4 comuni insieme per la realizzazione di una grande piattaforma sul cicloturismo e lo sport outdoor tra Monfenera e Montegrappa. Piederobba, Cavaso del Tomba, Possagno e Alano Veneto, 4 amministrazioni insieme per la realizzazione di oltre 1000 chilometri di percorsi a disposizione di turisti, sportivi e turisti internazionali. Un'iniziativa sfociata in una piattaforma dedicata al cicloturismo, futuro del turismo dell'area del Grappa e non solo. Un modo per far riscoprire le bellezze storiche e locali del territorio. Progetto da 50.000 euro. L'aspetto positivo è che anche la Regione Veneto è intervenuta finanziando con i bandi dei distretti di commercio il progetto stesso, per cui una suddivisione di costi importanti che rendono fattibile questo importante progetto per il nostro territorio. Progetto che è stato approvato nei piani di azione della riserva della biosfera MAB UNESCO. Obiettivi: la valorizzazione della biodiversità e l'attività di sviluppo socio-economico anche attraverso il turismo sostenibile e la gestione responsabile del patrimonio culturale. Patrimonio legato anche alla storia della Prima Guerra Mondiale. Gran parte dei percorsi sono studiati per passare, per far visitare i luoghi storici presenti nel nostro territorio, mulattiere, trincee, chiese, templi che oggi costituiscono l'offerta turistica principale di questa innovativa piattaforma. L'intento è quello di ampliare l'adesione dei comuni al progetto, così da poter includere tutti i territori del massiccio del Grappa. Non solo bicicletta dunque, ma anche trekking, parapendio e arrampicata. Non possiamo fare a meno di utilizzare uno strumento, ripeto, innovativo e che passa per il web, e quindi questo sito, questa piattaforma, questo strumento che consentirà agli operatori turistici di vendere, di raccontare meglio il nostro territorio. E a proposito di promozione del territorio, in occasione del Natale Incantato, la serie di eventi organizzati dal Comune di Treviso, MOM promuove l'iniziativa per favorire il trasporto pubblico e ridurre l'inquinamento. A Natale prendo il bus. Sarà dunque possibile raggiungere gli eventi organizzati in città per tutto il periodo delle festività con una tariffa unica scontata. Il ticket, valido per 2 giorni, 48 ore, avrà un costo di 5 euro. Il biglietto della durata di 3 giorni, valido 72 ore, 7 euro. I biglietti turistici acquistabili tramite MOMAP nei punti vendita MOM dell'area urbana di Treviso e anche negli uffici IATI in aeroporto e Piazza Borsa consentiranno di viaggiare su tutta la rete urbana di Treviso, che coinvolge, oltre al capoluogo, 10 comuni di cintura e include anche la navetta diretta per l'aeroporto. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per il TG di Treviso, lo sport, il rugby. Dopo 7 turni di campionato il Benetton ora affronta 2 settimane di Challenge Cup. Il Benetton Rugby mette da parte per 2 settimane lo URC e si dedica alla Challenge Cup, la seconda Coppa Europea dopo la Champions, nella quale i Leoni avevano raggiunto l'anno scorso la semifinale. Il primo turno vedrà il Benetton impegnato in Galles contro gli Ospreys. Per Marco Bortolami una vetrina importante. La Challenge Cup è una competizione completamente diversa rispetto al campionato, abbiamo 2 squadre anglosassoni, 2 francesi, per cui bisognerà adattarsi molto al loro modo di interpretare le partite e ovviamente vogliamo ripetere il buon percorso dell'anno scorso e provare a migliorarlo. Questo non sarà assolutamente scontato a partire da questa prima partita contro Ospreys, perché loro giocano questa competizione al massimo come lo facciamo noi, per cui sarà subito una battaglia durissima. Intanto, dopo le prime 7 giornate di URC, lo United Rugby Championship, il Benetton è sicuramente soddisfatto del 6° posto in piena zona playoff, un notevole passo in avanti rispetto alla scorsa stagione. Un bilancio estremamente positivo, ovviamente scendiamo in campo per vincere le partite e portare a casa il risultato e credo che la squadra l'abbia fatto molto bene in tutte le condizioni, contro avversari molto forti e in situazioni anche dove la squadra ha dovuto reagire
lottare e tenere duro nei momenti più importanti delle partite. Nel secondo turno del girone 2 invece, sabato 16 dicembre alle ore 16:15, i biancoverdi giocheranno allo stadio Monigo contro i francesi del Perpignan e sarà Family Day. I tifosi infatti avranno la possibilità di trascorrere un pomeriggio pieno di divertimento con iniziative principalmente rivolte alle famiglie. Questo il punto sportivo del nostro Federico Fusetti. Adesso con il generale Giancarlo Iannicelli vediamo che tempo ci aspetta per questo ponte dell'Immacolata. Su di noi prevale un'area di alte pressioni e questo garantisce tempo stabile. Le perturbazioni, che pur vedete sulla carta del tempo, vengono verso di noi, ma poi grazie a questa alta pressione in parte vengono deviate sulle Alpi a nord, e parte se ne vanno verso sud. Quindi sia sabato che domenica cielo in prevalenza sereno su tutte le nostre zone. C'è un ma però la mattina presto, sia sabato sia domenica sia in parte la prossima settimana, avremo formazioni di foschie anche dense che copriranno il cielo, ma poi il sole avrà la meglio. Diciamo tra sabato notte e domenica mattina potremmo avere un po' di pioviggine. La prossima settimana abbiamo detto su questi binari con una variabilità, con rasserenamenti, però a metà settimana ci sarà un peggioramento e sarà possibile qualche precipitazione. Intanto con questa situazione i venti sono deboli, di direzione variabile, anche se c'è una tendenza a provenire da sud. Le temperature rimangono sopra lo zero, le minime 1, 2, 3 gradi, le massime dai 5 agli 8 gradi. Latte Adriatico è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. Le Olimpiadi in primo piano, perché Fondazione Milano Cortina 2026 in accordo con il CIO hanno formalizzato per la prima volta la data non più procrastinabile, cioè fine gennaio 2024, entro cui dovrà essere resa nota la sede definitiva delle gare olimpiche di bob, skeleton e slittino. La questione ormai al limite della paradossale si giocherebbe da un lato sul fronte politico e sui pesi specifici di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, dall'altro su un piano meramente tecnico, economico e di sostenibilità. Sul piatto le proposte italiane di Cortina con il progetto di una pista ridimensionata e di Cesana in Piemonte, quelle straniere di Austria, Germania, Svizzera e addirittura Stati Uniti, con quest'ultima in netto vantaggio sulle altre perché sui budelli dei 3 stati europei serve una deroga del CIO, del Comitato Olimpico. E a proposito di sport invernali, c'è un nuovo step per la telenovela, così la possiamo definire, del Nevegal. Finalmente è arrivata la certezza della possibilità di provvedere all'innevamento artificiale. Chiarita per il futuro degli impianti del Nevegal, almeno per quanto riguarda l'innevamento artificiale. Si è chiusa dopo mesi di suspense la questione dell'acqua. Tolti i sigilli al Pozzo 2 dell'Anta, la concessione per l'utilizzo idrico a scopo industriale è stata assegnata a Nevegal 2021, che gestisce gli impianti. Con la stagione ormai alle porte, i cannoni hanno già iniziato a sparare neve. Garantita l'apertura del campo scuola, mentre per la Coca Bassa bisognerà attendere ancora qualche giorno. Adesso si sa chi fa, si sa chi ha la proprietà, si sa chi ha la concessione. Vuol dire avere la certezza della neve? Beh certo, insomma in questi giorni ho visto sparare i cannoni, questo mi ha reso molto felice, nel senso che la strada che abbiamo percorso da settembre in poi per cercare di velocizzare le questioni anche con la provincia è stata utile e quindi i risultati si vedono. La cosa più importante è che finalmente abbiamo questa concessione per il prelievo idrico che è sempre stata un po' borderline negli ultimi anni e quindi da fine novembre abbiamo la concessione che è intestata alla Nevegal 2021, quindi siamo a posto con l'acqua e questo penso sia un passo importante per cui in tutta l'estate abbiamo combattuto. Il futuro poi è comunque ancora tutto da definire in un complicato caleidoscopio di ruoli e di cifre tra Comune Nevegal 2021 e Nevegal 365. Il passaggio di consegne degli impianti è ancora in stand-by in attesa della fideiussione che Dolomiti Strade e Nevegal 2021 devono produrre al Comune di Belluno, sempre che nel frattempo Nevegal 365 non sorprenda tutti e decida di rendere definitiva la volontà di acquisire la società e gli impianti e di proseguire in autonomia il suo piano faraonico di dare nuova vita a tutto il colle.
Chiusura scongiurata per alcune piste da sci bellunesi che erano a rischio. La notizia arriva dal consigliere provinciale con delega agli impianti di risalita Dario Scopella. Salvezza è dovuta alle modifiche apportate alla legge regionale 21/2008 sulla disciplina degli impianti a fune. Modifiche che introducono semplificazioni in merito alla disponibilità di terreni a servizio delle aree sci. Senza di esse alcuni comprensori avrebbero dovuto trattare con i proprietari dei relativi appezzamenti e nel frattempo sospendere le attività. Per questo Scopella ringrazia l'assessore regionale Federico Canerra e i consiglieri regionali Silvia Cestaro e Giovanni Puppato. Economia, ancora l'economia sotto un'altra prospettiva, giornata di studio per i delegati della FIOM CGIL di Belluno, a lezione di economia con Matteo Gaddi, ricercatore della Fondazione Sabatini. Al centro delle riflessioni l'inflazione, i salari e lo stato dell'economia italiana sull'orlo di una pesante crisi. Tiziana Bolognani. Perché l'inflazione da profitti sta falcidiando i salari delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese metalmeccaniche? A questa domanda stamattina in Sala Bianchi a Belluno ha risposto Matteo Gaddi, ricercatore della Fondazione Sabatini, invitato dalla segreteria provinciale della FIOM a tenere una lezione sull'importante studio economico e sociale su inflazione, salari e politiche industriali nel nostro Paese. Le imprese hanno aumentato i prezzi molto di più rispetto all'aumento dei costi di produzione determinati dall'incremento dei prezzi dell'energia e delle materie prime. Hanno fatto questo non solo per difendere ma addirittura per aumentare il loro margine di profitto, cioè per aumentare i loro profitti e utili netti. Al contrario, i salari sono rimasti fermi. Se un salario da lavoro rimane fermo a fronte di un aumento dei prezzi, è chiaro che si riduce la capacità di acquisto delle famiglie di lavoratrici e lavoratori. Un messaggio chiaro ai delegati provinciali FIOM e CGIL di Belluno per il prossimo futuro, in vista del rinnovo imminente del contratto dei metalmeccanici. Se io fossi nel governo introdurrei anche alcune forme di controllo dei prezzi, almeno dei generi di prima necessità, per frenare questa inflazione che sta colpendo le fasce più deboli della popolazione. Abbiamo una fase economico-finanziaria che non ci lascia tranquilli, molte aziende chiuderanno in anticipo, quest'anno il periodo di ferie collettive invernali sarà più lungo e quindi viene avanti una crisi economica che secondo noi avrà delle ripercussioni. A preoccupare maggiormente la situazione della Germania, al cui mercato l'Italia è legata a doppia mandata in diversi settori, dall'automobile alla componentistica e la siderurgia. A livello locale abbiamo delle situazioni, abbiamo molte aziende con la cassa integrazione ordinaria aperta, abbiamo alcuni settori che ci preoccupano di più, si sta determinando una riduzione dei volumi e quindi una preoccupazione anche sulla tenuta occupazionale. Naturalmente poi saranno i primi 3 mesi dell'anno prossimo a dirci quanto questo avrà una ripercussione anche sull'economia bellunese. Veniamo alla nostra rubrica in ultima battuta, il tuo presepe. Vi ricordo che potete inviarci i video delle vostre natività su WhatsApp al numero 351 17 55 340. Ci raccomandiamo che i filmati siano della durata di almeno 20 secondi e le riprese fatte in orizzontale specificate sempre il vostro nome e cognome e il vostro comune di residenza. Come hanno fatto questa sera, e adesso siamo appunto a mostrarveli, Andrea Pavanna, Michelon e il papà a Roncade, Roberta Perizzolo a Castelcucco, Tania da Ruosa a Cappella Maggiore e Valentino Tomasella a Codogné. We wish you a Merry Christmas.
And so this is Christmas. È tutto anche per questa edizione, non ho particolari aggiornamenti né da Belluno né da Treviso. A questo punto vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata e buona Immacolata. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini. Bentrovati al meteo. Nel giorno dell'Immacolata una perturbazione sfiorerà il nostro territorio. Il tempo sarà piuttosto incerto. Vediamo il dettaglio di venerdì 8 dicembre. Sul Veneto un veloce ciclone raggiunge solo parzialmente la nostra regione e così la giornata sarà compromessa da un cielo in gran parte coperto. Non è esclusa tuttavia qualche schiarita al mattino. Possibile poi qualche precipitazione dal pomeriggio sera, nevosa sopra i 600-800 metri. Temperature sostanzialmente stazionarie, le minime saranno sotto zero praticamente ovunque, massime tra 4 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, a seguire cielo nuvoloso, ma la nostra regione non dovrebbe essere bagnata da piogge. Temperature minime comprese tra -2 e 3 gradi, massime sui 7-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con però nuvolosità in graduale aumento, possibili deboli precipitazioni in serata e nella notte. Temperature minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime sui 3-4 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Società Agricola Torresana. Dai nostri animali nati e allevati nel cuore del Montello, solo carne e salumi genuini.